Ecco, mi parlava di questi sbandati che ha trovato poi qui nella zona. Quanti eravate più o meno? Vi conoscevate? Sapevate? No, Ognuno? si sapeva che là c'è il figlio di Carletto, di là c'era un napoletano che era della milizia, è scappato, si è sposato, si è fatto la casetta là. E io lì, più avanti dalla parte là ce n'era un altro. Si sapeva che c'era varie persone, ma contatti perché la sera non girava nessuno. Ed era pericoloso, coprifuoco, una cosa là, lo trovano fuori, prima di tutto lo arrestano perché gira che non deve girare. Poi se viene riconosciuto una cosa all'altra, viene fatta l'inchiesta, si fa presto andare al muro. E quindi c'erano anche per caso i paracadutisti alleati che erano scappati in qualche maniera Ma nascosti? sono venuti una volta, sono passati per la strada, ma forse era un allarme, ma non c'è stato niente qua. Ma eravate voi questo gruppo, diciamo, di persone che si era in qualche maniera sparpagliato nelle varie famiglie? Le varie famiglie, in mezzo ai campi era ancora abbastanza, insomma. Dunque siamo principiati a ritirare settembre e ottobre, stare nei campi faceva freschetto, anche in mezzo a pagliai nascosti là, via fa fresco e siamo ritirati nelle case, ma sempre nei fienili nascosti da una parte e dall'altra. E d'inverno come avete fatto? Sì, nei fienili, alla buca nel fieno, la chiamano la tesa e ci mettevano il fieno e stando lì il fieno si impaccano, bastava fare una buca e mettersi là tranquilli e dire ma si stava bene al calduccio, adesso fanno le cure col fieno. Ah, vero? Insomma, avete trovato ospitalità, avevano anche un po' di coraggio anche questi contadini oppure era Sì, perché... sì, hanno avuto coraggio e nel tempo stesso avevano bisogno di manodopera perché o avevano qualche figliolo militare o internato o insomma o scappato da qualche altra parte. E quindi eravate presi come figli in un certo senso? Il trattamento in casa gli era come un figliolo, per amor di Dio.